ma il teatro è vita, non c'è niente da fare. Anche per me, diciamo, è stato un onore lavorare con certi personaggi. Dallo, qui ci sta aspettando, ma ha detto su Gesù. Ah, sei bassato. Ecco qua. Oggi no, siamo volete stondare e tirare ragni. La signora Conte era una donna molto forte, perché lo dimostrava anche in scena, lei è una che vibrava. E quando recitava lo faceva sul serio, cioè, infatti diceva a lui, quando faceva quella parte che si incazzava, no? Finita la scena, lei usciva fuori e ci volevano 2 o 3 minuti per si calmare, veramente stavo incazzato. Era arrabbiato. Quanto preparò? Devi imparare italiano, sei un bambino. E 2 buattoni di Borotà. Umanamente era una donna molto buona. Se viene simpatico si troviamo in faccio mussello, ragazzi, però era molto umano. Tale invece era un signore tranquillo. Io ho un aneddoto che lui stava già poco bene e lui andò dall'Otorino. Mia madre lo incontrò. Mia mamma sa, era un po' emozionata e mia madre si presentò, buonasera, buongiorno, come vedo, scusate, io sono la mamma di Mimmo Sete. Ah signora, e cominciarono a parlare un po'. A un certo punto disse mia mamma, però sapete, non è che soltanto contento, io tenevo 24 anni, noi tenevo un negozio di frutta, gente di origini insomma, umili e lavoratori. Abbiamo fatto i sacrifici come fa a studiare, poi si è fissato come fa a studiare, a perdere niente, Aspetta, no, sì, perché Mimmo è bravo, sa il fatto suo, lasciatelo fare. Vedrete che lui troverà da solo la sua strada. Cioè, da che lui torna, mia mamma è come se il papà avesse detto, lui è giusto che fa dopo. Mio padre faceva, vai, ma caffè prova. Diceva, ma prova sempre. Non mangi mai. E che stai? Niente di particolare. E che comunque divertitevi perché il teatro è una bella cosa. Grande. Se non altro a Comuna ci si diverte e poi per il resto ci vuole mazzo.